Amici di Directa Sport, buonasera da Sant'Antioco, dove adesso fra pochi istanti si giocheranno una partita importantissima. Volley Olimpia Sant'Antioco, il Viaggiator Goloso Volley Milano. La partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie B maschile nazionale, la seconda fase con questo mini girone. Una partita importante per le due squadre, soprattutto per Sant'Antioco, che è ancora a quota zero in classifica dopo le prime partite, mentre per la squadra di Milano i punti sono 3 portati a casa proprio nell'andata contro Sant'Antioco. Le squadre sono già schierate in campo in questa grande partita di grande sport. Da una parte Sant'Antioco con Congiu, Beghelli, Sfondrini, Longu, Leccis, Noveschi, e il libero sarà Ghiani, eccolo che entra in campo, e dall'altra parte Lorenzo Giani con Davide Carminati, Morgan Biasotto, Nicolo Volpe, con il numero 11 Gianluca Rossi, il numero 14 Marco Gaggini e poi con il numero 9 Giacomo Rota. Sono tutte le due squadre già in campo per questo avvio di partita che si preannuncia davvero molto caldo. Sulla palla ci sarà Carminati con il primo tentativo in battuta. Le due squadre sono già schierate. Eccoli qua gli arbitri che danno subito il via con la battuta al salto, che viene subito presa da Sant'Antioco con il numero 3 Sfondini, la mette dall'altra parte della rete e la schiacciata vincente, la prima della serata, il primo punto con Rota che si porta a casa l'1-0 per Milano con la seconda battuta di Carminati. Il numero 7, ancora la battuta al salto per lui, con il nastro riesce a riprenderla senza problemi Giani, e poi la schiacciata a rete di Beghelli non trova il giusto dosaggio del braccio il numero 10, l'italo brasiliano con la maglia numero 10 di Sant'Antioco. E allora altra occasione, la terza sempre per Carminati con la battuta al salto. Ace di Carminati, subito 3-0, subito primo parziale per Milano. Un parziale a caldo subito con il numero 7 Carminati, due buone battute, poi l'Ace, il primo dell'incontro anche per lui. Questa volta c'è l'infrazione per il numero 7, deve aver colpito la riga con il piede, quindi si va dall'altra parte e questa volta è la prima battuta per Congiu, il palleggiatore di Sant'Antioco. Mattia Congiu alla battuta, la tiene in palleggio e poi la schiacciata con il muro, salva tutto Giani, poi la mette dall'altra parte per la schiacciata ancora di Beghelli, viene murato, subito la veloce con Volpe, la mette lui sul campo. 4-1 il punteggio ed è proprio Volpe in battuta, la tiene Longo il capitano, poi la schiacciata vincente di Sfondrini, c'è il tocco del muro con il pallone che va fuori e quindi secondo punto a Sant'Antioco. In battuta va proprio Sfondrini. Anche lui battuta al salto, Carminati la tiene, la mette male in palleggio Milano, quindi l'occasione buona è per Sant'Antioco con Longu, trova le dita del muro che tocca con la palla che va fuori e quindi terzo punto per Sant'Antioco che riduce il gap. Ancora una battuta per Sfondrini.
la battuta al salto di Sfondrini, la tiene lì, il palleggio, il grande muro efficace di Beghelli e poi la mette dall'altra parte del campo Noveschi. Primo pari dell'incontro, grande recupero di Sant'Antioco con la battuta di Sfondrini, è già la terza battuta per lui. La tiene lì il palleggio, questa volta va a punto rossi, non la riesce a deviare sull'altro campo il muro di Sant'Antioco. 5-4 per Milano con Biasotto alla battuta. Battuta al salto per lui, troppo lunga. E quindi quinto punto anche per Sant'Antioco con Noveschi sulla battuta al salto, la prova a piazzare, la tiene Gianni in palleggio, poi sbaglia la schiacciata a Rota, occasione per Sant'Antioco. Beghelli dall'altra parte, ancora l'opportunità per Rota, ben tenuta dalla difesa di Sant'Antioco, e poi il tocco di Beghelli sul muro di Milano, palla fuori, vantaggio per Sant'Antioco, il primo vantaggio della serata per la squadra di Vincenzo Nacci, alla ricerca della prima vittoria in questa seconda fase del campionato di Serie B, ancora a secco di vittorie. Grande la respinta dall'altra parte di Leccis, e grande muro ancora di Sant'Antioco, ancora il duo Leccis-Beghelli ad alzare il muro vincente. 7-5 Sant'Antioco, ancora un'opportunità per Noveschi. Battuta al salto per lui, la tiene Rota, e poi la schiacciata di Rossi, ben tenuta. E Longu con la sua di schiacciata, questa volta il muro di Gianni e Rossi va fuori. Punto numero 8 per Sant'Antioco, e allora il coach Francesco Cattaneo che chiede il primo time out dell'incontro, un time out per cercare di rimettersi in carreggiata dopo il primo allungo, il 3-0 che aveva aperto l'incontro. Sembrava poter essere in controllo di questa prima fase di gioco Milano, invece il grande recupero di Sant'Antioco che vuole recuperare, dicevamo, finora in questa seconda fase. Per Sant'Antioco ancora nessuna vittoria, 0 punti in 2 gare e ancora a secco di 7 vinti. Tutti persi finora. La più combattuta è stata la partita di andata, dove Sant'Antioco ha quasi portato a casa il suo primo set della seconda fase. Adesso ci prova ancora in battuta Noveschi, la tiene Rota, poi il tentativo sempre suo, grande il doppio muro, ancora un'occasione per Sant'Antioco, la alza per Beghelli con giù, poi il recupero dalla seconda linea, ci prova Biasotto, opportunità ancora per Beghelli, la tocca Biasotto ma la mette fuori. Nono punto per Sant'Antioco, ancora con la battuta di Noveschi. C'è il primo cambio con Biasotto che lascia per Lorenzo Magliano. Sempre Noveschi in battuta, Rota la tiene, il palleggio di Gianni, prova a metterla dall'altra parte, grande salvataggio di Sant'Antioco, seconda opportunità dalla seconda linea per il nuovo entrato
Magliano che sbaglia il dosaggio della schiacciata. 10-5 per Sant'Antioco. Grande recupero, grande momento per la squadra di Nacci. Gran parziale per Sant'Antioco in questo primo set. Il tentativo questa volta va a segno. La schiacciata di Rota interrompe il lungo parziale di Sant'Antioco. 10-6. Ancora il martello del Milano ha funzionato questa volta. Ricezione Sant'Antioco, Beghelli, questa volta il muro è perfetto di Rossi Carminati. 10-7. Ancora in battuta Rota. Al salto la tiene proprio Longu, poi il tentativo a segno di Sant'Antioco, non riesce proprio Rota a mantenere in campo il pallone. 11-7 per i padroni di casa, con la battuta proprio di Manuel Beghelli, l'opposto 21enne italo-brasiliano per lui. Battuta al salto troppo lunga e quindi 11-8. Finora pochi gli errori in battuta dalle due squadre. Va Rossi, Gianluca Rossi, anche lui con il salto, e anche lui concede l'errore a Sant'Antioco e quindi 12-8. Allora in questa fase tanti errori in battuta dopo una prima parte di gara dove i battitori avevano tenuto bene il campo. Allora ci riprova con un pallonetto efficace Carminati per il 12-9. Sempre in battuta Gianni, il palleggiatore del Viaggiator Goloso Volley Milano, e anche lui a rete per il punto numero 13 per Sant'Antioco. Dicevamo ancora tanti errori in battuta in questa seconda fase del primo set. Ritorna a battere Lecis, la tiene Gaggini, poi la schiacciata di Magliano, muro e poi Volpe a mettere sul campo il punto numero 10. 13-10. Adesso sono 3 le lunghezze per Sant'Antioco, con Carminati di nuovo in battuta. La tiene bene Sfondrini, poi proprio lui tenta la schiacciata, muro vincente per Milano. 13-11. Si assottiglia ancora il vantaggio Sant'Antioco. Secondo break di Milano in questa primo set di gara. Di nuovo Carminati, potente, la tiene bene Longu, poi nuova opportunità per Magliano con il tocco di Sant'Antioco. Punto numero 12, adesso è -1 per Volley Milano. Sempre Carminati in battuta, la tiene Chiani e poi la schiacciata che non trova però il tocco del muro, e quindi pareggio per Volley Milano, che continua a rimandare in battuta Carminati. Questa volta bella la difesa di Milano,
che trova anche con Volpe il punto. Numero 14. E allora, primo time out anche per Sant'Antioco e noi ci fermiamo giusto qualche istante per la pubblicità. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per. E allora 14-13 per Volley Milano, che ha recuperato il break di Sant'Antioco, e quindi Beghelli adesso in battuta, sbaglia anche lui, non si interrompe la serie negativa di Sant'Antioco in questa fase di gara. 15-13 il grande recupero di Milano. Che continua a mantenere in battuta Carminati. Va sempre lui al salto, questa volta è lungo e si interrompe con il 14° punto di Sant'Antioco il break di Milano. 14-15 in battuta Vacongiu. Tiene Ghiani per la schiacciata vincente. Punto numero 16. Di Milano, con Volpe ad andare in battuta. Non la tiene Longu. Vincente anche la battuta di Volpe. 17-14. Qualche difficoltà adesso in ricezione sulle battute di Milano. Adesso Sant'Antioco spreca la sua opportunità. Giania alza per la schiacciata vincente di Rota con il tocco di Congiu che non riesce a tenerla. 18-14. Ancora una battuta di Volpe, la tiene Sant'Antioco, e poi il muro vincente di Rossi Rota, e quindi 14-19. E quindi nuovo time out per Sant'Antioco, perché bisogna parlarci su, non si interrompe la striscia negativa, e allora ci fermiamo per un altro istante. Di nuovo da Sant'Antioco per VBA Olimpia Sant'Antioco, il viaggiator goloso Volley Milano, la quinta giornata del campionato di Serie B maschile nazionale, con Milano in vantaggio 19-14. Quinto turno in battuta per Volpe in questa seconda prolungato break di Milano. Il primo è servito per sorpassare Sant'Antioco, e questo per l'allungo
Gianni la mette dall'altra parte con il pallonetto ben tenuto in un primo momento e poi c'è l'errore di Sant'Antioco che regala il punto numero 20 agli ospiti. Non sta funzionando la ricezione di Sant'Antioco. In questo frangente prova Beghelli, la tiene lì Carminati e poi il tentativo vincente di Rota, ancora lui, punto numero 21. Si allunga a 6 il parziale di Milano con Volpe in battuta. Sempre lui la prova a piazzare, non la tiene Sfondrini e quindi punto numero 22. Un po' in confusione in questa fase Sant'Antioco. Entra Matta proprio per il numero 3 Sfondrini. Va proprio Matta a provare a tenere la ricezione di Volpe. Vedremo se sceglierà il suo lato, così è. La prende proprio lui, poi l'opportunità per Beghelli e questa volta è vincente la schiacciata di Beghelli che interrompe la serie negativa. 15-22. In battuta va proprio Matta. Gianni sceglie la schiacciata di Magliano. 15-23. Va proprio Magliano in battuta. Esce il palleggiatore Gianni per il libero. Magliano alla battuta al salto, la tiene Gianni e poi l'errore di Sant'Antioco che regala il punto numero 24. E allora un punto separa Milano dal primo set, 15-24. Gran battuta ancora di Magliano e poi c'è la schiacciata di Longu con Carminati che non la fa uscire. 16-24. Vuole restare in vita Sant'Antioco in questo primo set con Noveschi. Il palleggio proprio per la schiacciata vincente che chiude il primo set 16-25. È proprio Rota che in questo primo set è stato il più bravo dei suoi a mettere più punti, quindi si chiude 16-25 il primo set per Milano. Sant'Antioco deve rimandare il suo primo set vincente in questa seconda fase. E allora noi ci fermiamo in attesa del secondo set. State con noi perché la partita è ancora molto lunga e entusiasmante. E allora siamo tornati a Sant'Antioco per la partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie B maschile nazionale, la seconda fase in questo mini girone con Sant'Antioco in campo, Olimpia Sant'Antioco contro il Viaggiator Goloso Volley Milano. Questa è la terza partita per Sant'Antioco in questo mini girone. Sant'Antioco ancora alla ricerca dei primi punti e anche del primo set in questa seconda fase un po' sfortunata. Dall'altra parte Milano vuole provare ad allungare in classifica proprio su Sant'Antioco e cercare di grattare qualche punto alla capolista Caronno. Finora un rullo compressore, non ha perso ancora un incontro, 3 partite, 3 vittorie, 9 set vinti, nessuno perso. Anche i punti della capolista 230 fatti, quindi
sicuramente la corazzata del campionato, ma allora si riprende con il secondo set. Sant'Antioco che vuole smuovere la sua di classifica, la sua di casella dei set. Qua c'è però il fischio per una infrazione di Sant'Antioco e quindi il primo punto del secondo set va a Milano. In battuta Carminati, ma lui al salto la tiene. Sfondrini che va poi a ributtarla dall'altra parte, rota ancora, muro perfetto di Noveschi, poi Beghelli, punto per Sant'Antioco, 1 pari. Prova a scaldare le mani l'opposto Manuel Beghelli, manda in battuta Sfondrini, forte la sua battuta, la tiene lì Milano e la mette a punto Volpe. Grande salvataggio di Gaggini sulla battuta forte e potente di Sfondrini. 2-1 però per gli ospiti che vanno con Volpe in battuta lunga, errore per lui, 2 pari. Due pari con Noveschi in battuta. Gianni sceglie il braccio di Magliano che la mette a punto, 3-2 per gli ospiti. E va proprio Magliano in battuta. Palla sulla seconda linea, Noveschi la tiene e poi la schiacciata perfetta di Leccis, 3 pari. Beghelli in battuta, forte ma ci arriva Rota che poi non si capisce con Rossi e quindi regalano il punto a Sant'Antioco. 4-3 per la squadra di casa. Seconda battuta per Manuel Beghelli. Va Rota, trova il buco nel muro per il punto numero 4. Rimette tutto in parità. È proprio Rota in battuta. Sfondrini la tiene, poi il tentativo di Sant'Antioco rimesso a posto da Rossi. Schiacciata vincente, numero 5, il punto di Milano con sempre Rota in battuta. Qua c'è una lamentela di Longu, il capitano di Sant'Antioco. Arresta la decisione arbitrale, 5-4 Milano. Va Rota, la tiene lì però Sant'Antioco, muro vincente ancora di Rossi, punto numero 6. Ancora Rota, questa volta sulla rete il suo tentativo in battuta e allora 6-5 va Longu
il capitano di Sant'Antioco non la tiene e quindi gli sfugge in rete. 7-5 Milano, battuta per Rossi. Gianni, poi Beghelli trova il buco giusto sul campo. 7-6. Con Leccis che si appresta a battere. La tiene Gaggini, poi la schiacciata sul muro. Nuovo tentativo per Milano, questa volta Magliano trova il tocco del muro di Sant'Antioco. Punto numero 8. Con Gianni in battuta. Bella la ricezione di Ghiani e poi ancora Beghelli, questa volta dalla seconda linea non riesce la schiacciata del numero 10. 9-6. Ancora Gianni in battuta. Corta, ci arriva Ghiani, però non basta. 10° punto Milano. Sempre Gianni in battuta, allora time out richiesto dalla panchina e noi ci fermiamo un istante. Siamo di nuovo in campo a Sant'Antioco per vedere questo secondo set. 10-6 per gli ospiti del Viaggiator Goloso Volley Milano contro VBA Olimpia Sant'Antioco, che ha perso il primo set. Adesso siamo al secondo e sempre dietro la squadra di casa, che però adesso va a punto ed è punto numero 7 con Congiu che va in battuta. Ma il numero 15 di casa la tiene lì, poi il tentativo di schiacciata però è vincente di Magliano. C'è il tocco del muro di Sant'Antioco. 11-7. Carminati sulla battuta nel primo set. Carminati è stato uno dei più precisi in battuta. Si è visto anche adesso. Ora Beghelli va però largo, non c'è il tocco di Milano e quindi punto numero 12. Sempre Carminati in battuta. Carminati e Volpe nel primo set hanno deciso 2 allunghi importanti per Milano. Qua la tiene Ghiani e poi la schiacciata vincente non la tiene Milano. 8-12. In battuta Sfondrini, anche lui al salto, lo aiuta il nastro. Poi Magliano, la tiene Ghiani, il palleggio di Conge, poi la schiacciata vincente di Noveschi.
9-12 per Milano, sempre con il secondo tentativo in battuta di Sfondrini. Potente la sua battuta, non la tiene Carminati, punto numero 10. Grande battuta di Sfondrini. (12-10), sempre il numero 3 di Sant'Antioco in battuta adesso. La tiene adesso Gianni per Rota, trova l'angolo giusto, non ci arriva con giù. 13-10 Milano. Va Volpe alla battuta. La tiene Sant'Antioco, però la deve ributtare dall'altra parte per l'attacco centrale di Milano. In posto 3 riesce a trovare il buco giusto. 10-14 per Milano. Seconda battuta di Volpe. Che va in rete. Alla battuta Noveschi. Con Milano che ci prova e Rota riesce a metterla dall'altra parte. Non funziona bene adesso il muro e quindi 15-11. Ancora Milano alla battuta, la tiene Longu e poi Beghelli. Questa volta è perfetta la battuta, la schiacciata dell'opposto di Sant'Antioco. 12-15. Fa la battuta proprio il numero 10, 21enne di Sant'Antioco. Che sbaglia la sua battuta. Non trova la misura Beghelli. 12-15. 12-16 adesso. Rota al salto, la tiene Sfondrini e poi ancora Beghelli con la sua schiacciata vincente dalla seconda linea. 13-16. In battuta Longu, il capitano, la tiene Milano dalla seconda linea. Questa volta è Magliano a metterla a punto. 13-17. E Rossi alla battuta, punto numero 17 per Milano, con la sostituzione decisa da coach Cattaneo. Entra con il numero 15 Gianotti. Francesco Gianotti in campo. Sul 17-13 battuta Rossi. Troppo lunga. 14-17. Resta agganciata comunque Sant'Antioco con i denti e con le unghie a questo secondo set. 3 lunghezze
ancora da recuperare con la battuta al salto di Lecis, la tiene Carminati, poi la schiacciata di Rota. (14-18) e va proprio il neoentrato Gianotti in battuta. La tiene Linoveschi, poi la schiacciata di Sfondrini con il pallone che cade dalla parte giusta per Sant'Antioco. Punto numero 15. 15-18. 15 come il numero di maglia di Congiu, che va lui in battuta. La tiene Rota, però la manda dall'altra parte. Facile facile per Noveschi. 16-18. Ancora in battuta, ma c'è il time out sul 16-18 chiesto dalla squadra ospite, e allora noi ne approfittiamo per un altro piccolo break. (18-16) ancora per Milano, ma Sant'Antioco ha recuperato un altro punto con la battuta di Congiu. Il punto poco fa di Noveschi, qua la tiene comunque Milano, una magia di Magliano, punto che sembrava ormai perso per Milano, invece il numero 2 ospite è riuscito a trovare il lungolinea. 19-16 con Carminati in battuta. Potente, la tiene Ghiani e poi la schiacciata vincente di Beghelli. Va Sfondrini in battuta. Troppo lunga la battuta di Sfondrini. 17-20. Con Volpe in battuta. La tiene Ghiani, l'alza Congiu, però sbaglia. C'è invece il tocco, però, quindi la battuta di Longu trova le mani del muro ospite e quindi si porta a casa il punto numero 18. E in battuta va proprio Noveschi. La tiene Gaggini, poi la schiacciata perfetta di Carminati. Punto numero 21, 18-21 con Magliano in battuta. Lorenzo Magliano al salto, la tiene Sfondrini, la alza Congiu e poi la schiacciata di Sfondrini. Punto numero 19. Di nuovo Beghelli in battuta. Turno precedente il numero 10 ha sbagliato
la sua battuta al salto. Nuova opportunità per l'italo-brasiliano Manuel Beghelli. La tiene Gaggini e poi rota con il muro perfetto. Congiu la alza ancora per Longu. Questa volta è il muro di Milano a salvare e poi probabilmente l'invasione di Lecis. 22-19 con Rota in battuta. La tiene Sant'Antioco, Longu, muro che va fuori. Alessandro Longu, il capitano, a mettere il punto numero 20. Entra Pintus, esce Congiu. Sceglie il suo centrale coach Nacci. Punto a Sant'Antioco con l'infrazione di Milano. 21-22 e allora si riporta a una distanza la squadra di Nacci con Capitan Longu in battuta. 22-21. Ace di Longu per suggellare il pareggio di Sant'Antioco. Grande recupero, grande rimonta in questo secondo set. Terza battuta consecutiva di Longu. La tiene questa volta Gaggini e però sbaglia tutto Milano per il sorpasso. Sant'Antioco 23-22. Ancora Longu in battuta. Allora, quando il break dice 3-0 con le 3 battute consecutive, quindi 4 punti consecutivi per Sant'Antioco in questo secondo set per il sorpasso proprio a ridosso della linea del traguardo di questo secondo set. Ancora tutto in bilico comunque dopo un primo set vinto per 25-16 da Milano. Adesso in una prima fase del secondo set in cui sembrava in difficoltà la squadra di casa, poi c'è stata la ripresa con Sant'Antioco a grattare via punto su punto fino al sorpasso. Ancora Longu in battuta, questa volta non riesce a rimandarla dall'altra parte Pintus in questo recupero. Del 23 pari si ferma la parziale rimonta di Sant'Antioco, che comunque ha portato la squadra di casa a recuperare lo svantaggio. 23 pari in questo secondo set combattutissimo. Riesce Pintus per dar spazio di nuovo a Congiu, il palleggiatore ventenne Mattia Congiu. Anche lui uno dei tanti giovanissimi della squadra del presidente Serra, che ha imbastito una squadra anche molto giovane. La tiene Sfondrini,
Ghiani sempre per lui, il pallonetto vincente di Sfondrini. 24-23, set point per Sant'Antioco, il primo set point della partita per la squadra di casa. Entra con il numero 5 Soddu a giocarsi questo punto con la battuta proprio per lui. La tiene Gaggini, la alzano per Rota, la tiene Noveschi e poi la schiacciata non va a punto e il punto se lo porta a casa allora Milano con il tocco sulla schiacciata di Magliano. Si arrabbia qua coach Nacci per l'occasione mancata, proprio a un passo Sant'Antioco dal suo primo set di questa seconda fase di campionato. Ma le squadre sono sempre lì, 24 pari. Congiù la alza ancora per Sfondrini, tiene il muro con Carminati e allora 24-25 in questa fase davvero calda dell'incontro del secondo set. Si va ai vantaggi 24-25 per Milano, con Sant'Antioco che ha avuto un set point sul 24-23. Si carica la panchina di casa, ci parla ancora a lungo invece coach Cattaneo per provare con questo set point in mano alla battuta di Gianotti, con Cattaneo che ha provato a chiamare lo schema in questo 25-24. Palla Gianotti, la battuta la tiene Sfondrini, Ghiani cerca Beghelli, la tiene lì e poi Noveschi a punto. 25 pari. Grande giocata qua di Sant'Antioco con il primo pallonetto di Beghelli e poi la piazza Noveschi. Congiù in battuta, la tiene lì Milano, non c'è il tocco del muro e quindi Sant'Antioco va a punto con coach Cattaneo arrabbiatissimo con gli arbitri, va a parlarci su Carminati con i direttori di gara. Il punto va per Sant'Antioco con il cartellino giallo per la panchina del Viaggiator Goloso Volley Milano. In questo 26-25 per Sant'Antioco, che ha un secondo set point sulle mani. Di Mattia Congiù, il palleggiatore di Sant'Antioco. Si può riprendere. Fase delicatissima dell'incontro, sbaglia la battuta Congiù. 26 pari. In battuta Carminati, potente la tiene Longu, Beghelli non trova il tocco del muro. 27-26 per Milano.
che ha adesso il set point nelle mani di Carminati. Si piazzano in ricezione i ragazzi di Nacci, con Sfondrini la deve piazzare dall'altra parte. Il tentativo vincente di Magliano trova il pertugio giusto per fare punto numero 28, che vale il secondo set, combattutissimo da parte di Sant'Antioco, che non voleva mai morire, si è dovuta arrendere soltanto al 28esimo punto della squadra ospite. E allora, dopo il 16-25 del primo set, il 26-28 per Milano, e allora ci fermiamo un attimo, ma state con noi, fra pochissimo il terzo set. Amici di Diretta Sport, appassionati di volley, siamo tornati a Sant'Antioco per questa WBA Olimpia Sant'Antioco contro il Viaggiator Goloso Volley Milano. Terzo set, ormai pronto per partire, 16-25, 26-28, i primi due parziali per la squadra ospite di coach Francesco Cattaneo, che va in battuta adesso con Carminati per questo terzo set, che si parte subito con la battuta vincente proprio di Carminati per l'1-0 ospite, con Sant'Antioco che dopo un primo set sottotono 16-25 poi ha dato filo da torcere agli ospiti nel secondo set. Due set point sprecati da Sant'Antioco, che adesso concede il tocco del muro alla battuta di Carminati. Secondo punto per Milano in questo terzo set. Sbaglia però la terza battuta Carminati. 2-1, quindi con il turno di battuta per Mattia Congiu, il palleggiatore ventenne della squadra di casa, con la battuta al salto, la tiene Rota, poi la schiacciata vincente di Biasotto per l'1-3. E Volpe alla battuta. Va alla battuta con un po' di difficoltà Federico Matta, però poi recupera Milano, che però concede un errore, e quindi secondo punto per Sant'Antioco. In battuta ci va proprio Matta, Federico Matta, giovanissimo, 18enne, maglia numero 7. Perfetta la sua battuta, però la tiene Rota, che poi va alla schiacciata, non riesce il miracolo a Congiu, e quindi 2-4 per il punto di Rota e il turno di battuta per Biasotto, uno dei lunghi di coach Cattaneo. Va con la battuta al salto lunghissima, punto Sant'Antioco, 4-3. In battuta Noveschi, va al salto, lo aiuta il nastro per questo punto numero 4. Sempre Noveschi in battuta con il salto, questa volta sceglie il lungo, però la tiene Sant'Antioco. Longu
trova il muro d'esperienza, il numero 12, capitano Longu, con il punto numero 5, 5-4. A sbattere sul muro alzato da Milano. Ancora Noveschi alla battuta. La tiene Rota, alza Ghiani. E poi il punto vincente è di Rossi per il pareggio. 5 pari con Rota in battuta. Al salto Rota, la tiene Matta, e poi Beghelli fulmina la ricezione di Milano, punto numero 6. 6-5 e va proprio il numero 10 in battuta. Battuta al salto con il pallone che tocca la linea e quindi è buono per Leis, che vale il 7-5. Secondo punto di fila, il primo con la battuta adesso a Leis per Beghelli. Questa volta sceglie sempre la banda, ma tocca il nastro che sporca la traiettoria col pallone che esce fuori. 7-6 e Rossi in battuta. La tiene Ghiani e poi la schiacciata vincente di Sant'Antioco con il tocco di Milano. 9-6. E il Capitan Longu in battuta. Perfetta la ricezione di Rota e poi la schiacciata vincente di Carminati. Non era facile tenere la battuta a terra, ci è riuscito Rota e poi Carminati per il 9-7. Va la battuta Giani con il pallone troppo lungo. 10-7 per Sant'Antioco. In questo terzo set in battuta Lecis. Pallone tenuto da Rota, poi Gaggini. Errore per Milano, altro punto. Doppio tocco, quindi 11-7. Con la battuta ancora di Lecis. La tiene Sant'Antioco, nuova opportunità con il tentativo di Beghelli, viene fermato, ma fermato comunque male in ricezione da Milano. E allora punto numero 12 per Sant'Antioco, 12-7. Fa sempre lui, questa volta troppo lunga la battuta di Lecis, che però ha consentito a Sant'Antioco di allungare sul 12-8. E Carminati in battuta, potente ma la tiene benissimo Ghiani, poi il tentativo di Matta viene fermato, va Rota da sotto, la mette in mezzo al campo.
efficace il posto 4 per Milano. Arrivano da lì tanti punti. Seconda battuta per Carminati, ancora Gianni a tenerla lì e poi Matta a trovare il punto numero 13. 13-9. E battuta per Mattia Congiu. Da lui al salto la tiene Rota. Gianni per la scelta sbagliata su Volpe, scordinato nella sua schiacciata, e quindi 14-9 per Sant'Antioco. Allunga ancora la squadra di casa. E allora pensa al cambio con Rota che esce per dare spazio a Magliano. Parlano coach Cattaneo proprio con Rota. 14-9, sempre Congiu a battere. La tiene Milano, che poi la piazza con la schiacciata di Volpe per il 14-10. Ed è proprio Niccolò Volpe in battuta. La tiene Gianni, poi Congiu sceglie Beghelli, c'è il tocco di Gianni per il punto numero 15 di Sant'Antioco. Matta in battuta, 15-10. Troppo lunga la battuta di Matta. 15-11. Sempre 4 le lunghezze di Sant'Antioco, che sta viaggiando sempre a questa distanza in questo terzo set. Potente la battuta di Biasotto, che trova il punto numero 12 in battuta. Secondo tentativo per lui. Tocca la linea, così vedono gli arbitri, e quindi Biasotto, dopo il punto vincente in battuta, trova anche l'ace. 15-13. Dopo l'ace di Beghelli per Sant'Antioco, ace anche per Biasotto in questo terzo set. La tiene Matta, però nuovo tentativo per la schiacciata vincente di Rossi, che fa 15-14. Si avvicina pericolosamente Milano a Sant'Antioco, quindi 15-14. E allora coach Nacci lo capisce, vuole parlarci su per tentare di fermare il break. Allora ci fermiamo giusto pochi istanti.
15-14 per Sant'Antioco, un punto solo di vantaggio nel terzo set. La tiene bene Ghiani per il tentativo di Longu, vincente sul muro che va a lungo di Milano, e quindi 16-14. È stata giusta l'interruzione del time out per coach Naci per interrompere il recupero di Milano, riportarsi a 2 lunghezze, mettere in punto di battuta Pintus. La tiene Naci, che poi prova con Magliano, trova il punto numero 15 Magliano, e va lui in battuta. Lorenzo Magliano, battuta al salto perfetta sulla riga, 16 pari, un ace che fa male. A Sant'Antioco per il pareggio, 16. Chiani prova Beghelli, fermato dal muro. Gaggini per la schiacciata perfetta di Biasotto, viene fischiata infrazione a Sant'Antioco, e quindi punto numero 17 per il sorpasso. Sempre Magliano in battuta, il nastro, ma c'è Longu. Beghelli, palla fuori. (18 a 16). Rientra in campo Sfondrini, esce proprio Beghelli. Con un'altra battuta per Magliano. Questa volta è troppo larga la sua battuta, la controlla la difesa di Sant'Antioco. 17 i punti adesso dei padroni di casa, che vanno in battuta con Matta, anzi con Sfondrini, scusate, numero 3 di casa. Al salto, perfetta la sua battuta che vale il pareggio, 18 pari. Neis sporcato dalla ricezione sbagliata, ma perfetta l'esecuzione di Sfondrini, che avrà la sua seconda opportunità in battuta. 18 pari. Il nastro la accompagna nel campo di Milano. Altra battuta vincente di Sfondrini, 19 a 18. Secondo punto in battuta per Sfondrini, che riporta tutto il punto dalla sua, 19 a 18, con Sant'Antioco che per la seconda volta dopo il secondo set, 26 a 28, perso ai vantaggi, si è avvicinata al suo primo set portato a casa. Finora c'era andata vicina la squadra di Sant'Antioco, sempre contro Milano, nel terzo set della gara d'andata, perso poi 30 a 28, un set combattutissimo. Adesso sempre Sant'Antioco sta cercando di restare in partita. 19 a 18, sempre Sfondrini alla battuta, 2 battute vincenti finora consecutive. Prova la terza, perfetto il suo salto che consente a Sant'Antioco di allungare. 20 a 18.
terza battuta vincente comunque di Sfondrini. Chiama lo schema Gianni per la difesa di Milano. Questa volta Sfondrini sceglie la parte più vicina della battuta, poi velocissima per il punto che confezionano Congiu con Lecis. 21-18. E questa volta il time out è per la squadra ospite, con Milano che sta cercando di arginare questo turno di battuta di Sfondrini efficace. Parziale di 4-0 in battuta con Sfondrini, che sta variando molto le sue battute. Le prime due bombe, poi ha cercato il pallonetto, insomma Sfondrini questa fase decisivo per i suoi. 21-18, Sant'Antioco avanti in questo terzo set ed è sempre il numero 3 in battuta. Questa volta non trova la linea di fondo Sfondrini. Punto numero 19 per Milano, ma ha fatto il suo in battuta Federico Sfondrini. 21-19 sul tabellone in questo terzo set. Milano va in battuta con il numero 17 Caprotti. Lorenzo Caprotti alla battuta, Matta non riesce a tenerla, ricezione non perfetta per lui. Punto numero 20. Con Caprotti in battuta. La tiene questa volta Matta, Congiu per Longu, muro vincente di Gianni, nuovo pareggio di Milano che non muore mai. Gianni a muro e ancora Caprotti in battuta. La tiene questa volta Ghiani con Longu che non dà scampo questa volta al muro di Milano. 22-21. È proprio il capitano in battuta. La tiene lì Milano con Volpe a mettere il punto numero 22. Battuta di Gianni, la tiene il libero di Sant'Antioco, poi Sfondrini dall'altra parte. Il tentativo sbagliato da Biasotto e poi Matta trova le mani del muro per il punto numero 23. In battuta va Lecis. 23-22. La tiene Milano e poi il tocco di Sant'Antioco sulla schiacciata di Volpe. 23 pari, ancora punto a punto in questo terzo set.
Gran partita delle due squadre, grande voglia di Sant'Antioco di restare aggrappato al match. Sbaglia la battuta Carminati, 24-23. Allora set point per Sant'Antioco, ne ha avuto 2 nel secondo set, li ha sprecati. Adesso in battuta va il palleggiatore Congiu per provare a portarsi a casa questo set. Sant'Antioco Muro per il tentativo ancora di Sant'Antioco che porta a casa il set. C'è l'infrazione fischiata e allora Sant'Antioco porta a casa 25-23 il terzo set. Primo set portato a casa da Sant'Antioco in questa seconda fase del mini girone con Milano e con la corazzata Caronno. E allora finalmente si può dire a Sant'Antioco il primo set della sua seconda fase. E allora ci attende il quarto set, quindi state con noi. Amici di Directa Sport, eccoci tornati a Sant'Antioco dove sta per iniziare il quarto set tra la squadra di casa di Sant'Antioco contro Volley Milano. Sant'Antioco che ha appena portato a casa il suo primo set di questa seconda fase a gironi contro Milano, 25-23 l'ultimo set appena giocato, i primi due 16-25, 26-28 per Milano che conduce sempre 2-1 in questa gara. Però Sant'Antioco continua a dare costanti segnali di crescita in questa fase non facile contro comunque due squadre molto forti come Milano e Caronno. Siamo 1-0 per gli ospiti e arriva proprio adesso l'1-1 con una schiacciata potentissima di Noveschi con il muro a deviare. 1-1 in battuta Matta. La tiene Gaggini. Gianni per la schiacciata perfetta che vale il punto numero 2 di Biasotto. Volpe alla battuta, la tiene Matta, Congiu per Beghelli con il muro che non la tiene. Due pari. Esce Ghiani con il turno di battuta per Noveschi. Il leggero tocco del nastro con la schiacciata perfetta ancora di Biasotto. Secondo punto di Biasotto in questo quarto set. 3-2 il punteggio per gli ospiti. Sempre in battuta, adesso Biasotto la tocca il nastro, la tiene Longu, Congiu sceglie il capitano, il muro la rimette dall'altra parte, ma con l'invasione. Punto numero 3 per Sant'Antioco. Beghelli alla battuta, la tiene Magliano e poi la schiacciata vincente di Rossi. 4-3. Magliano alla battuta.
insidiosa, la salva Matta, poi Beghelli riesce a rimandarla dall'altra parte. Gianni per la schiacciata perfetta di Rossi. A 5, secondo punto consecutivo di Rossi. E nuova battuta per Magliano. La tiene Longu, Congiu per Beghelli sulla seconda linea. Il muro vincente di Milano. Piccolo break adesso. Con Magliano che però sbaglia il suo terzo tentativo in battuta. 4, quindi i punti per Sant'Antioco, 6 quelli di Milano con Longu alla battuta. Fucilata tenuta da Milano, efficace, qua si salva Gagini con una magia, poi non la tiene Sant'Antioco. 4-6. È arrivato il settimo punto. 4-7 con Rossi alla battuta, la tiene Ghiani e poi sbaglia la chiamata Sant'Antioco con il punto numero 8. E Rossi alla battuta. La tiene Matta, Congiu sceglie ancora Beghelli dalla seconda linea. Dall'altra parte è vincente l'ennesima schiacciata di Biasotto. Quattro a 9 a lungo Milano e ci fermiamo per un istante di pubblicità. Nove a 4 per Volley Milano contro Sant'Antioco in questo quarto set. Piccolo allungo per gli ospiti con un'altra battuta di Rossi. Fucilata che Matta non riesce a tenere in campo e poi la schiacciata vincente di Volpe sul muro di Sant'Antioco. 10 a 4, ancora una battuta di Rossi. Il quarto tentativo di Rossi in battuta. Questa volta è troppo lunga. Punto numero 5 per Sant'Antioco. In battuta Lecis, la tiene Magliano, poi la schiacciata tenuta di Carminati e allora il 7 Matta che prova nuovo recupero con Noveschi. Muro per lui, il pallone va a infrangersi tra le sue mani e la rete, quindi 10 a 6 Milano. Sempre in battuta Lecis. Gianni
ancora per la battuta perfetta di Biasotto. 11-6. Che manda in battuta Gianni. Longu la tiene in maniera perfetta, poi Noveski non riesce a trovare la sua schiacciata, ma il muro, nuova occasione con Gianni che la deve ributtare dall'altra parte, lo fa sbagliando e quindi settimo punto per Sant'Antioco. Con giù in battuta. 11-7. La tiene Gaggini, poi Gianni per Biasotto, che poi trova il muro vincente. Volpe, che vale il punto numero 12 per Milano. Ed è Carminati alla battuta con il salto, perfetta la ricezione di Gianni e poi il tentativo di Beghelli, non trova il muro, il tocco, e quindi punto numero 13 per il viaggiatore goloso Milano. Ancora battuta per Carminati, il nastro, ma c'è Ghiani con il tentativo di Noveski. Perfetta questa giocata in pallonetto per gli ospiti, che vanno a punto. Non è riuscito il salvataggio per Sant'Antioco in questa fase. 14-7. C'è l'allungo di Milano che piano piano ha rosicchiato quasi in ogni turno di battuta dei punti a Sant'Antioco, che adesso usufruisce dell'errore in battuta per il suo punto numero 8. 14-8 dopo 4 punti consecutivi. Gianni per la schiacciata vincente di Magliano. 8-15. Di nuovo più 7 per Milano in battuta Volpe. La tiene Matta, con giù, non la alza bene per Beghelli. Allora l'opportunità è per Biasotto, grande muro di Sant'Antioco, questa volta il tentativo è di Magliano, non era facile ma riesce a trovare il campo il numero 2. 8-16. Secondo punto di seguito per Magliano, ancora in battuta Volpe, che però adesso lascia il suo turno di battuta a Lavorato, che entra lui adesso, Tommaso Lavorato, con il numero 13 a sostituire Volpe nel turno di battuta. Qua prova a mescolare le carte Cattaneo, la tiene Longu, con giù, sceglie il suo capitano, muro vincente di Biasotto per il punto numero 17. Si è un po' persa l'azione di Sant'Antioco in questo quarto set.
8-17, esce Congiu, applaudito dal suo coach con l'ingresso di Murtas. Cambia il palleggiatore, entra il giovanissimo Murtas, 16 anni per Marco Murtas, che non riesce a salvare il pallone nella sua prima azione di gioco, con il punto numero 18 per Milano. Sfondrini rientra in campo per il capitano Longu. Più 10 per gli ospiti in questo quarto set. Sant'Antioco ha un po' mollato dopo il grande secondo e terzo set. Il secondo perso ai vantaggi, poi il terzo set portato a casa. Adesso deve cercare il grande recupero su Milano, ma sbaglia anche Sfondrini la schiacciata. 8-19, si allunga ancora il parziale degli ospiti, parziale di 5-0 in questa fase. Allora coach Naci chiede il suo time out per provare a scuotere i suoi ragazzi dopo la grande intensità messa nei due set precedenti, con Sant'Antioco che sta recuperando energie e forze in questa fase di stagione difficile dopo le prime due gare perse, entrambe per 3-0, una davvero quasi impossibile contro Caronno, che è una macchina schiacciasassi. 17-25, 14-25, 20-25 la squadra di Naci contro Caronno, che è al primo posto in questo mini girone a 3. Adesso Sfondrini trova il tocco del muro. Punto numero 9 per Sant'Antioco. In battuta va Noveschi. Battuta al salto per lui, la tiene Milano e poi sbaglia tutto Magliano. 10-19. Ancora Noveschi alla battuta. La tiene lì ancora Carminati e poi la schiacciata vincente di Rossi con il tocco del muro di Sant'Antioco. 10-20, ancora 10 punti di vantaggio. Sant'Antioco non riesce a recuperare. E allora Biasotto alla battuta al salto, la tiene Matta, poi prova subito proprio Lecis e alla fine il punto è di Milano, numero 21. 10-21. 4 le lunghezze che separano Milano dalla partita, ma Sant'Antioco c'è, ci prova nonostante lo svantaggio di 11 punti in questa fase di gioco. 10-21 con Biasotto in battuta. Morgan Biasotto, classe 2003. Tutto pronto e allora va Biasotto col suo turno di battuta, la salva Sfondrini, Murtas sceglie lui, un po' troppo lungo, ma c'è il fischio degli arbitri che danno
il punto a Sant'Antioco, 11-21. Grande battuta di Beghelli, ma la salva comunque Milano. Va Murtas con la schiacciata di Sfondrini, non riesce a tenere il muro di Gianni sulla bomba di Sfondrini, che vale il 12° punto, 12-21. In battuta ancora Beghelli. Altro tentativo per lui. 9 lunghezze da recuperare per Sant'Antioco. Sbaglia Beghelli la sua battuta. 12-22. Quindi per la squadra ospite, che manda in battuta Magliano. Ricezione di Mata troppo lunga, allora il punto è di Carminati. 12-23. Sant'Antioco sembra aver mollato un po', ne sta approfittando Milano per allungare ancora. 12-23, 2 i punti che separano Milano dalla sua partita. Va ancora al salto Magliano, la tiene Sant'Antioco. Il punto viene dato agli ospiti. L'infrazione è di Sant'Antioco. E allora 12-24, con il match point sulle mani del numero 2 Magliano. Va lui in battuta, Matta la tiene, Murtas sceglie Beghelli per la sua schiacciata vincente. Resta in vita Sant'Antioco, 13-24. Per la missione impossibile Sfondrini adesso alla battuta con il numero 3. Prova la battuta al salto, perfetta la sua esecuzione, ma salva tutto Milano. Poi non riesce la magia a Carminati e quindi 14-24. Sfondrini alla battuta, la seconda per lui. La fucilata tenuta da Gaggini. Poi il muro vincente che non arriva, e poi esce il tocco di Sant'Antioco, tocco che consente a Milano di fare il 25° punto e si porta a casa il match, quindi 14-25 questo quarto set. Allora 16-25, 26-28, 25-23 il primo set portato a casa da Sant'Antioco, e poi 14-25 finale. Finisce così 3-1 per la squadra ospite di Milano. Complimenti alle due squadre. Allora, da Matteo Piga, con un saluto e un ringraziamento anche da Alberto Tosini alla parte tecnica. Ci vediamo per le prossime con il grande sport su Directa Sport.